E Ulisse prendeva la vita di petto e così era la sua arte, schietta, impattante e politica. Profondamente attento ai problemi del suo tempo, aveva capito che la tecnologia avrebbe finito per fagocitare l'uomo. Questo è quanto emerge dalla mostra E Ulisse, pittore per attitudine, aperta fino a sabato 27 al Multimedia Laboratory Art Conservation a Venezia per omaggiare il pittore veneziano mancato lo scorso anno. La sua era una pittura politica e sociale, dice il curatore della mostra Stefano Cecchetto, che ha raccontato un aneddoto. Durante un'intervista a casa sua nel 2015, mentre parlavamo, continuavo a fare freneticamente dei disegni e per un'ora che siamo stati là lui continuava a disegnare e a strappare questi fogli dal block notes. Quando ci siamo salutati alla fine mi ha dato tutto il blocco dei disegni che aveva fatto durante la nostra conversazione, dicendomi: ecco, questi sono il ricordo della nostra intervista. È un ricordo che mi è rimasto molto forte anche proprio e che racconta anche l'uomo, perché Cencio era un generoso, anche a dispetto proprio della sua arte, perché poi regalava continuamente, quindi questo è visto dal mercato in maniera negativa, perché non si riescono poi a fare quotazioni, a creare quotazioni, ma questo era lui.